l'Italia, quanti post che io cancello prima di pubblicarli su Facebook, sui social network, perché è interessante, no? Queste autoanalisi che spesso mi faccio, invito caldamente anche te a fartele di tanto in tanto, no? Perché io ad esempio volevo scrivere, no? Mi era venuto istintivo, no? Sta voglia di scrivere 5 righe di Cartesio e ti parlo un'ora di video. Scherzi a parte, nelle prossime puntate ci saranno delle interessanti passeggiate assieme, ma vedi, questa cosa che ho annullato subito mi ha puzzato un po' di arroganza. E allora lì inizio veramente a chiedermi, ma cos'era allora questa voglia di scrivere questa frase? Perché tanto il video poi sarebbe uscito comunque prima o dopo, no? Ma perché io avevo voglia di scrivere questa cosa? E soprattutto perché ho scritto Cartesio, dato che era un'informazione che non sarebbe stata per nulla utile, indispensabile per capire il messaggio che potevo dare. Potevo dire anche leggo 5 libri di un testo e lo traduco in un'ora di video, no? Ma perché? Cos'è? Cioè, vedi? E allora, come facciamo noi a capire, no, tutti i nostri errori, i nostri difetti, le nostre mancanze, no, per poter crescere e migliorare ed evolversi sempre di più, no? Un trucchetto che mi permetto di suggerirti è, quando magari sei un po' da solo, tipo adesso che è un po' di tranquillità, con un pochino di immaginazione, prova a staccarti da te un attimo, no? Non so se l'hai mai fatto, nel senso, prova a vederti come un'altra persona, cioè tu sei un'altra persona e ti vedi lì tipo in un angolino, no? E provi a vedere da fuori quel tipo là cosa dice, cosa pensa, e prova a vedere magari più da lontano, da esternamente, se ci può essere un altro punto di vista. E una volta che hai stilato, diciamo, questo punto di vista, prova a vedere se combacia con il tuo. Tipo, io sinceramente adesso, prendendo questo esempio, ancora non me lo so spiegare. Potrebbe essere forse una specie di richiesta di attenzione o una sorta di autocompiacimento. Non lo so, non mi so dare né sì ma neanche il no, attenzione, però questo per carità forse è ancora troppo fresca come cosa da analizzare, oppure può anche essere che è una cosa al di fuori delle mie capacità che non riesco attualmente ad analizzare, oppure può essere una cosa proprio non analizzabile. Però se tu utilizzi questo trucchetto, no? Di staccarti un po' dal tuo ego, dalle tue convinzioni, quindi dalle tue difese mentali, no? Perché siamo sempre sulla difensiva anche con noi stessi, vedrai che inizierai a vedere meglio i tuoi difetti e tutti quei tuoi comportamenti che tu credi così leciti, giustificati e corretti, e li vedrai effettivamente poi anche come sbagliati. Io vedo tantissime macchie, no, nella mia personalità. Io vedo che ogni tanto posso provare dell'invidia, a volte posso provare del risentimento, a volte posso provare anche il senso di vendetta, cose che poi giustamente, come diceva anche il nostro buon Tiziano Terzani, io sono stato tutto nella vita, sono stato prete, sono stato pedofilo, sono stato tutto, nel senso che non era un prete Tiziano Terzani e non era neanche un pedofilo, anche perché sì, mi dirai è la stessa cosa. No, vabbè, lasciamo perdere sti stereotipi qua. Affiancandomi al ragionamento che ci aveva fatto il nostro buon Tiziano Terzani, che è lo stesso che sto provando a mettere nel piatto, è che io ricevo degli impulsi, che poi siano istintivi o che siano frutto di questa mia esistenza, di questo mio modo di pensare, di queste mie giornate, di come sta andando avanti la mia esperienza in questo mondo, non lo so, però comunque arrivano questi impulsi, tipo, facciamo un esempio, cioè Tizio mi sta sulle palle, mi verrebbe a prendere un badile e darglielo giù per la testa. Questo è l'impulso, però poi si sovrappone, anzi si mette in mezzo tra questo impulso e te la morale, ok? Per carità, può essere anche una cosa effettivamente acquisita, questa cosa che dovrebbe chiamarsi buonsenso, no? Ossia,
il capire cosa è il giusto o cosa è il sbagliato, no? Perché c'è sempre anche questa confusione, no? Tra la nostra libertà di capire cos'è il giusto e cos'è il sbagliato e tra la nostra schiavitù che è la morale, ossia un qualcosa che noi abbiamo stampato dentro fin, non dico dalla nascita, però fin dai tempi più remoti, che ci dice, e anzi ci fa dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quindi ti arriva l'impulso di tirare, perdonami Caio se ti menziono sempre te, non so neanche se c'è qualche Caio nel tu, ma o Tizio, no beh prendiamo Tizio, dai, Tizio è un po' più intoccabile, ok, quindi hai questa voglia di tirargli la badilata, no, in testa a Tizio, però sei, brutta parola vittima, brutta parola succube, però il senso è quello di questa morale che ti fa dire no, è brutto, è sbagliato dare la badilata in testa a Tizio e quindi non gliela do. Tutto questo avviene anche a livello inconscio, perché non è che tu dici quando hai voglia di tirargli la badilata, ah no aspetta non è bello, non è giusto dargli la badilata, no, non fai sto ragionamento, è una cosa che tu credi sia istintiva, in realtà è la morale che parla, è la società che parla. Tu mi dirai no cosa, pensa ai cannibali. Cioè, i cannibali è normale mangiarsi tra di loro o mangiare i giapponesi che hanno la carne più tenera, tra l'altro se ti dovesse servire come informazione se un giorno diventi cannibale, però da noi è sbagliato perché da noi nella nostra società è nata questa cultura contrapposta a quella del cannibalismo che mangiare gli esseri umani è sbagliato, così come ricollegandoci al discorso è sbagliato ucciderli o è sbagliato anche tirargli le badilate in testa, no? Hai capito? E quindi, che bello quando faccio questi giri larghissimi, no? Ti porto in giro. E quindi anche il buon Tiziano Terzano diceva, io sono stato prete, ossia io ho avuto questi impulsi, no? di umanità, così come ho avuto questi impulsi in qualche modo demoniaci, no? della pedofilia o di altre monnezze della psiche umana, che però ovviamente ho sempre tenuto a bada, quindi è un po' come il tradire col pensiero, no? Hai capito? È la stessa cosa, no? Uno magari vorrebbe andare con un'altra persona, però è assieme a quell'altra e allora dice no, non è corretto, e lì blocca i suoi pensieri, o almeno crede di bloccarli, perché insomma poi la psicanalisi ci insegna che un pensiero bloccato a livello razionale ti scende ancora di più nel subconscio e marcisce ancora di più, ossia si ingrandisce sempre di più, un po' come un'infezione che tu vuoi tappare sotto, ok, e che non fai spurgare, e poi esploderà a bestia. Questo discorso lo feci più volte in passato, non qui sul canale, quando parlai, scusa se ti salto da un tema all'altro, ma insomma sono cose anche interessanti che sarebbe un peccato andassero perse, no? Quando parlavo del voto di castità di alcune sette religiose, no? Perché è sbagliato? Perché nell'antichità c'era un concetto diverso di purificazione, inteso come non desiderare il rapporto carnale, perché all'epoca c'erano delle convinzioni, poi per carità giustificate oppure no, ma comunque erano convinzioni che il rapporto sessuale ti privava di certe energie, piuttosto che ti deviava i pensieri e il tempo che avresti potuto utilizzare per costruire altre cose, per evolverti in altre maniere. E quindi cosa è successo con tante religioni? Che non si sono purificati di questi pensieri, di questi istinti, no? Perché effettivamente parlavano sempre di istinti, no? Dell'ingordigia, della sessualità, eccetera, eccetera. Non si sono purificati perché loro non è che non provano la voglia di impitonarsi in una bella figa che passa o di ingozzarsi di carne, di qualsiasi cosa dovesse passare. No, loro se lo proibiscono, che è diverso. Quindi tu resti comunque una brutta persona, semplicemente
ti vieti di compiere le brutte azioni, ma sei comunque una brutta persona, capisci? E da lì poi ne possiamo vedere anche i risultati, perché noi con la mentalità borghese, no, dell'italiano medio, provo a immaginare, ci vediamo, no, arrivare queste informazioni di tutti questi preti, anche se è una cosa che va avanti dall'antichità più remota, che si incapretano i chirichetti, no? E allora no, scandalo, però sai, lo scandalo ripetuta 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 volte inizia a diventare un po' passami il termine, normalità, ossia si inizia a creare lo stereotipo, no? Lo stereotipo del prete che è un maniaco sessuale, basta vedere quanti ne hanno fatti vedere anche sulle Iene, oppure tutti quelli che senti nei telegiornali, eccetera, eccetera, no? In realtà sono persone come tutte noi, con gli stessi desideri accesi di tutti noi, solo che noi li sfoghiamo questi desideri, no? Quindi abbiamo queste forze che spingono, che noi lasciamo scorrere naturalmente, ok? Lasciamo fluire. E mentre loro percepiscono gli stessi forti impulsi naturali, istintivi, ce l'abbiamo nel DNA, ragazzi, dai, e però se li devono autobloccare, e capirai che un impulso già forte di per sé in quanto istintivo, vedersi bloccato dopo giorni, settimane, mesi, anni, decenni, capirai che poi boom, esplode, succede il disastro, e il disastro è quello che tu vedi nei telegiornali. Eccolo. Vai sigari!